Ragazzi, grazie per essere qui oggi con la vostra mostra Human Decadence fotografica con Cristian Casula e Daniele Marongiu. Raccontatemi un po' questi due progetti che avete portato qui alla Ruota della Fortuna. Avevi detto che non parlare. Va bene, dai, chi inizia dei due? Il più grande? Chi è il più grande? Daniele. No, dai, Cristian, dai, tu raccontaci questa... Sono un po' di foto che raccontano il mio viaggio nella zona di esclusione, la zona intorno alla centrale di Chernobyl, che è tuttora inabitabile. Quindi ho voluto raccontare con qualche foto sia le cose classiche di cui tutti sanno che hanno visto, sia alcune cose che non vengono dette o non sono così alla portata del pubblico. Ok, è una mostra molto interessante che potrete vedere tutta la settimana sino a venerdì pomeriggio qui alla Ruota della Fortuna. Mentre il progetto, anzi i progetti, perché sono tre i progetti di Daniele, ce li racconta adesso. Allora, il primo progetto è un progetto dedicato alla parte della Sardegna che viene dimenticata nonostante il valore storico potenziale che potrebbe avere. Il secondo progetto è un progetto dedicato al rapporto fra l'inquinamento e l'alimentazione, e poi l'ultimo progetto è un paragone, diciamo, fra la vita in Occidente, nell'Occidente ricco, e la vita nell'Oriente più povero invece. Benissimo, molto molto bello, io vi ringrazio ragazzi, siete stati molto cari a scegliere la ruota, che non è la prima volta. Questa è la locandina che ci avete firmato e la mostra è visitabile sino al 13 settembre ed è una mostra bellissima, grazie. Grazie a te dell'ospitalità.